Cristiano Savino di Amanca Pro Indipendenza è qui anche lui a Cagliari in questa manifestazione che è sostanzialmente organizzata dai sindacati italianisti. Come mai la vostra presenza qua? Perché noi in questa manifestazione non vediamo le centrali sindacali, i vertici, ma vediamo il popolo lavoratore sardo, di cui abbiamo sempre detto di stare al suo fianco, e quindi ci sono tanti lavoratori, ci sono gli operai, ci sono i contadini, ci sono i precari, ci sono gli studenti, ci sono i giovani disoccupati, ci sono gli emigrati, insomma c'è il popolo lavoratore sardo nella sua completezza, e quindi un'organizzazione di sinistra che ha un programma socialista, indipendentista, non può che non essere qua per portare la sua voce e per dire anche una volta per tutte che bisogna cambiare strada rispetto a quella che è la strada degli ultimi 150 anni, che è una strada di rapporto fra uno Stato coloniale e una sua colonia, cioè un rapporto fra sviluppo e sottosviluppo, a cui soltanto questi lavoratori possono contribuire a dare un taglio, perché il problema è che bisogna capire con chi si vuole fare l'indipendenza. L'indipendenza non la si fa con i simboli, l'indipendenza la si fa con i lavoratori, con chi soffre gli effetti deleteri del regime coloniale, per cui non potevamo che essere qua oggi, anzi essere qua per portare la nostra posizione e il nostro programma politico. Grazie Cristiano. Grazie.